Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 39, campionato B-Win, posticipo all'ora di pranzo di qualità. Il Granillo va in scena alla sfida playoff tra la Regina di Azzori a 53 punti e il Varese di Sannino, quarto con 61, dietro Atalanta e Siena già promosso in Serie A. Al Novara, una gara fondamentale, quasi decisiva per gli Amaranto che non possono perdere punti contro un'altra diretta concorrente. Regina che in settimana poi dovrà recuperare la gara contro l'Albino Leffe. Sta meglio il Varese che non perde punti da metà febbraio, che recupera Carrozza, che vuole continuare a vivere il sogno Serie A. Parola di Sannino, fischia il signor Baracani di Firenze. Subito la Regina in avanti, pericolosa col velo di Bonazzoli, pallone per Nicolas Viola col sinistro, pallone che arriva debole, bloccato da Zappino. Subito però la Regina al terzo minuto in avanti, poi ci prova al minuto 23 il Varese, pallone buono per Neto Pereira, di fronte a sé Cosenza, prova a saltarlo, pallone che gira, bloccato da Pugioni che poi si scontra con Ebagua che va a disturbarlo, ancora play del tiro della conclusione di Ferreira Pinto, poi cross ancora una volta Missiroli, grandissimo. Poi ancora in mezzo con Ebagua, facile metterla dentro, lui però riesce a sbagliarla, è un appoggio al portiere Pugioni. E poi al minuto 37 il giallo, anzi il rosso di questa gara, diretto per Adejo, gomitata e poi nervosismo su Ferreira Pinto, non ci sono alcuni dubbi, l'assistente chiama l'attenzione di Baracani, gomitata in faccia a Ferreira Pinto, cartellino rosso, ecco il replay ancora una volta, tensione che sale poi anche in panchina. Poi al minuto 42 ancora un intervento nell'area di rigore, qui c'è la spinta da dietro di Carrozza su Campagnaccio, secondo Baracani, è tutto regolare però si lamenta tantissimo sia Azzori che Bonazzoli, pochi dubbi. Inizia poi la ripresa subito con il Varese pericoloso in avanti, con pallone di Frara per Ebagua, errore di Cosenza, Ebagua si trova davanti a Pugioni, il corpo però dice di no, si arrabbia Azzori con Cosenza, altra azione pericolosa al nono con De Luca, Frara e Ebagua, grandissimo gol a superare Cosenza, difende il pallone benissimo, decima rete del nigeriano, rete davvero importante quella di Ebagua, rete del vantaggio del Varese, giocata fantastica quella del Varese con De Luca, pallone per Frara e poi Ebagua che copre molto bene su Cosenza e poi la mette dentro al 15°, ci prova ancora la Regina con Acerbis, ma grandissimo errore di Acerbi davvero. Poi ancora la Regina al minuto 31, ancora col diagonale Campagnaccio, il pallone però finisce fuori, finisce anche la sua partita dentro Zizzari. Sarà un cambio decisivo quello di Azzori che al minuto 39, pochi minuti dalla fine, riesce a trovare la gol, il sinistro vincente, gol importantissimo quello di Francesco Zizzari al suo primo centro stagionale, gol davvero fondamentale, 1-1 in 10 per più di un tempo. Grande cuore Regina, grande carattere, qui anche un po' fortunata la Regina con il rimpallo su Bonazzoli, poi però Zizzari, il sinistro è perfetto, non lascia scampo a Zappino. Finisce così con la Regina che raggiunge il Torino a punti 54 con una gara ancora da recuperare mercoledì. Il Varese sempre quarto.